e Demme, e Zelischi, e Meret, e Lobotta, e che sfaccim, Gesù Cristo Amaron, mettiteci la mano vostra, ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87. Prima di iniziare con il video vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare il canale e iscrivetevi al canale qualora siete nuovi. Ma veramente... Ma che ciorta teniamo, ragazzi, che ciorta abbiamo? Ma qua c'è qualcuno dietro di noi che ci butta male, ci butta a peste, ci ammarca a peste, ma veramente, non è che qualche juventino. Vabbè, ironizziamo un po', ma qui veramente, ragazzi, la situazione è tragica per il nostro Napoli che è costretta da subito a far giocare Anguilla, Anghissà, subito in campo contro la Juventus. Perché chi altro per mettere a centrocampo? Mario Rui, vogliamo fare la stessa frittata che abbiamo fatto contro il Benevento, mettendo Mario Rui in mediana insieme a Fabio Ruiz. Stiamo guaiati poi. Meglio andare a prendere Anghissà e metterlo da subito in campo insieme a Fabio Ruiz, perché siamo purtroppo, mi viene da dire purtroppo, obbligati a giocare con quei due. Perché dopo Demme anche Lobotka si fa male, anche Zelischi, vabbè. Praticamente abbiamo tutto il centrocampo in infermeria e che ci restano quei due. Dobbiamo puntare su quei due. Vergara, che è un ottimo prospetto, un ottimo giovane, però di certo non puoi puntare su di lui in una partita così importante, così di cartello. Come così non puoi puntare su Marfella. Per fortuna nostra, stanotte gioca la Colombia con il Cile, Ospina ci sarà e poi ha pronto un volo per tornare a Napoli per la partita contro la Juventus. Finalmente, almeno questa, almeno qualche notizia positiva dopo l'esito di Osimhen che ha scontato una giornata di squalifica, ma meno male, almeno qualche soddisfazione, almeno qualche piccola soddisfazione, perché veramente da inizio anno, teniamo una short, teniamo una sfiga, io non lo so dove dobbiamo andare. Non lo so, da un breve Ricchione, non lo so, da Padre Pio, dal San Gennaro, facciamo squagliare sangue in anticipo, perché ragazzi, qua ce ne vengono uno dietro all'altro. Non lo so. Speriamo in bene con questi qui che abbiamo a disposizione, che Anghissà possa magari subito trovare condizione e gioco con il Napoli, amalgamarsi subito nel gioco del Napoli. Speriamo in bene, ragazzi, e magari fare anche un gollettino che ci faccia vincere la partita. Magari. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, amici, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto, se ancora non l'avete fatto e che aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale. Mamma mia, pure allo bot che ci avete fatto male, pure a capo e bomba. Ma vi rendete conto, queste nazionali sono una rovina quando c'è il campionato in corso? Sono la sfaccimera ruina, sono. E Demme, Zelischi, e Lobot, che Meret, mamma Rugan. Con questo è tutto, ragazzi. Buona serata a tutti, amici. Da Napoli 87, come sempre, voglio. Forza Napoli!